Stiamo dalla parte della legalità e quindi quello che è stato fatto era un atto dovuto e dopo anni che c'erano queste persone che occupavano questi alloggi e non si poteva fare altro che arrivare a questo rapito. Il presidente di Ater Padova, Tiberio Businaro, parla all'indomani degli scontri seguiti allo sgombero dei 4 alloggi occupati in via delle Melette e difende la posizione dell'ente che da tempo, dice, cercava di ritornare in possesso di quegli appartamenti. Sotto la sede Ater questa mattina ci sono ancora le camionette della polizia per vigilare lo stabile. Businaro non nega che a Padova non ci sia un'emergenza abitativa. Ater ha assegnato 280 alloggi da inizio anno e sta per recuperarne altri 450, ma non basta. E le richieste sono molte, e solo nel comune di Padova sono 1500, però non mi sembra che sia questo il modo di affrontare l'emergenza abitativa, cioè queste occupazioni abusive vanno ovviamente combattute. Mi sembra che abbiano trovato anche delle armi, non so cosa servissero e mi sembra poi che l'atteggiamento che c'è stato sia stato più vicino a un'organizzazione criminosa. Dalla parte dei giovani che sono stati sgomberati ieri mattina invece c'è il gruppo di Coalizione Civica Padova che attacca le politiche abitative condotte dall'Ater e dalla Regione, a loro dire sempre più speculative e soprattutto le modalità in cui i giovani sono stati cacciati dagli alloggi. Uno sgombero violento con un uso della forza a nostro parere non motivato in quella maniera per sgomberare quattro appartamenti. Riteniamo che questo sia quasi una comunicazione schizofrenica in una città che allo stesso tempo ormai quotidianamente da mesi e forse anche più di mesi, perché la cosa sta andando avanti da molto, ha continuamente notizia di impossibilità di trovare casa per categorie sempre più ampie di persone.